No alla città metropolitana, almeno come è stata concepita negli ultimi provvedimenti governativi, con il sindaco del capoluogo che si trova a godere di un potere fin troppo ampio e con un consiglio metropolitano che viene di fatto nominato da un collegio formato da sindaci e consiglieri eletti negli altri comuni. La posizione del Movimento 5 Stelle nel veneziano è fin troppo chiara ed è stata ribadita anche oggi al termine della riunione che si è tenuta a Cafarsetti con rappresentanti anche di Mira e Mirano. Gradiremmo delle elezioni vere e proprie per stabilire il sindaco della città metropolitana come per i consiglieri. Ad oggi sembra che questo non sia possibile. La città metropolitana, disegnata dal governo dei tecnici, non piace proprio ai grillini ed il sindaco di Mira, Alvisa Maniero, per spiegare il suo no, cita anche un esempio pratico. La famosa motivazione per cui riappropriarci dei nostri comuni, perché possiamo decidere con il PAT se fare un asilo o una discarica. Non avremo più questo potere. Questa è una delle perplessità. Almeno per i grillini di Mira e Mirano, saltare al di là dei confini provinciali per finire in abbraccio a Padova o Treviso è soltanto un modo per eludere il problema. Secondo noi questo giochetto è abbastanza stupido, anche perché sono stati inseriti tali e tanti elementi di complicazione per cui anche un comune che decide di cambiare comunque fa una scelta al buio. In definitiva, secondo il Movimento 5 Stelle, il progetto della città metropolitana va corretto e rivisto alla radice, partendo dalla necessità di garantire l'elezione diretta da parte dei cittadini di quel sindaco e di quei 12 consiglieri che si troveranno a governare un territorio vasto e complesso.